Senta, come fa, e qui c'è anche una domanda sottointesa a proposito di Ministero della Cultura, Beni Culturali, lo stesso Ministro è anche quello del turismo, e il turismo in Italia, con chi parliamo, qui siamo in una località turistica, Cervia, come fa Verona a essere seconda in un istituto, in uno studio tedesco, fra le città più apprezzate in Italia, solo alle spalle di Venezia, quindi prima di Firenze, Roma, Milano, e in queste 18 città, lo ricordo per quelli che sono romagnoli, non c'è né Ravenna, né Rimini, né Forlì, né Cesena. Ma adesso senza andare nel dettaglio di Ravenna, mi risponde anche sul Ministero del Turismo che non c'è. Ok, allora per quanto riguarda la prima parte, noi come città di Verona, che appunto siamo stati per anni la quarta città turistica d'Italia e oggi siamo la terza, quindi siamo davanti a Firenze, abbiamo investito molto sulla promozione internazionale della città, perché avendo due punti fondamentali che sono uno, le ricchezze monumentali, artistiche, architettoniche, e pensiamo, per quello che conoscono soprattutto gli stranieri, l'Arena di Verona e la Casa di Giulietta, vengono a Verona soprattutto per l'Arena di Verona e Casa di Giulietta. Dall'altra abbiamo un territorio che è vocato alla produzione enogastronomica e del vino in particolare, se si considera che oggi l'Italia è diventata per quantità il primo paese produttore al mondo. Il Veneto è la prima regione d'Italia per produzione, Verona è la prima provincia d'Italia per produzione, e quindi abbiamo quel settore che per fortuna attira e quindi salva l'economia della nostra città e comunque attrae il turismo, perché il vino, l'enogastronomia è un modo anche di attrarre turismo. Dall'altra grandi eventi in arena, eventi mondiali, perché Celentano in arena è stato un evento mondiale, i Wind Music Award che per anni sono stati a Verona sono eventi internazionali, quindi cercando di promuovere l'immagine, vendere la città. Poi avrete Ligabue e Morandi tra poco, giusto? Esatto, e quindi sono tutti eventi che alla fine a livello nazionale e internazionale fanno conoscere la città, una parte, e lo dico con malcelata immodestia, anche la sicurezza, perché comunque un turista che viene in una città sicura, io vi faccio una domanda banale, una città come Napoli o una città come Palermo sono città bellissime, anche Bologna sono città bellissime, sono città che non hanno nulla da invidiare a tante altre città italiane, non sono in cima a quella classifica delle città più turistiche, perché un turista che viene a Verona e trova una città sicura ci torna, perché sa che può andare in giro tranquillo, che nessuno gli frega le cose e quindi ci torna volentieri. Quando vede sui giornali, su televisioni che la città è insicura non ci va, è un criterio di scelta pure quello, e quindi quella è una cosa sulla quale a Verona abbiamo investito, all'inizio prendendoci anche parole e polemiche, però questo è servito a promuovere Verona all'estero. Io ho fatto questa domanda, poi mi risponde sul Ministero del Turismo, più che altro perché se ci sono gli amministratori, non qui fra il pubblico di Cervia ma in TV a seguirci, gli amministratori locali romagnoli magari prendono qualche spunto. Ministero del Turismo? Il Ministero del Turismo è un qualcosa di estremamente etereo, perché l'Italia come paese promozione turistica all'estero praticamente non ne fa, è sostanzialmente inesistente. La promozione è lasciata alle risorse poche che hanno le regioni, a parte alcune che ne hanno molte, quelle che si citavano prima, alcune realtà in particolare, quelle a statuto speciale, alcune realtà a statuto speciale in particolare rispetto alle altre, o alle realtà locali che si promuovono. Sul turismo, sempre facendo, quando si parlava, per esempio, mi scuso se torna una domanda che mi faceva prima l'interlocutore, una delle cose che bisognerebbe fare in Italia, noi abbiamo Veneto, l'Emilia, noi abbiamo una riviera che da un punto di vista turistico è sfruttata meravigliosamente. Non abbiamo il mare più bello d'Italia, ma sicuramente quello che da un punto dei servizi è gestito meglio di tutti gli altri, perché la gente viene qua perché trova dei servizi perfetti, accoglienza e servizi meravigliosi. Ci sono delle realtà che hanno un mare, lo dico anche da Veneto, molto più bello del nostro, la Sicilia anziché la Calabria, dove la gestione turistica è inesistente, perché la mala politica locale che aveva interesse a non sviluppare quei territori ha fatto in modo che il turismo non crescesse, perché era più comodo controllare quei territori dal punto di vista delle clientele,
tenendoli nella povertà, perché poi evidentemente con quel sistema la malavita organizzata riesce a governare, perché quando c'è la ricchezza diffusa la malavita organizzata fa fatica a tenere il controllo del territorio, perché quando uno sta bene non deve rispondere a qualcuno. E quindi una delle risposte che bisognerebbe dare in Italia è quello di contrastare, come ha fatto il ministro Maroni, che è stato quello che davvero per primo ha cominciato una battaglia seria, e lo dicono i numeri anche qua, perché se uno va a guardare inizio mandato Maroni, fine mandato Maroni, all'inizio mandato Maroni c'erano 30 ricercati, diciamo i più ricercati d'Italia, alla fine del mandato Maroni erano rimasti 2, perché 28 li aveva fatti arrestare. Cosa vuol dire? Vuol dire che lui come ministro ha lavorato bene, a fianco della magistratura, a fianco delle forze dell'ordine, però è stato sotto di lui che è successo questo. E questo serve al Paese, perché ci sono alcune realtà del nostro Paese, in particolare le regioni che si dicevano prima, la Calabria, la Sicilia, la Campania, dove una parte dell'imprenditoria, al di là dei problemi burocratici, non ci va perché ha paura della criminalità organizzata. Li hanno fatti vedere in TV qualche giorno fa i cantieri della Salerno-Reggio Calabria, presidiati dall'esercito, perché c'è l''ndrangheta che altrimenti gli fa saltare per aria le betoniere. Questo è il paradossi della Calabria, dove sono stato l'anno scorso e ci torno, perché quando dicevo prima la mala politica e i cittadini sono due cose diverse, perché se andiamo a guardare il voto per esempio della Regione Sicilia, il voto della Regione Sicilia dove per la prima volta è successo qualcosa di rivoluzionario, perché c'è un qualcosa di diverso dal solito al governo della Sicilia, perché probabilmente la gente è talmente stufa di essere mal governata e di avere sprecato i propri soldi che comincia a cambiare. Il voto a Napoli per De Magistris, al di là che uno lo stimi o non lo stimi come amministratore, lui ha battuto il PD e anche il PDL, perché la gente non ha votato nel PD e nel PDL perché non ne poteva più di essere governata, anzi sgovernata da certa gente. Allora se uno va in Calabria trova delle cose paradossali, come la spesa da parte dello Stato di diverse centinaia di milioni di euro per le opere propedeutiche al ponte sullo Stretto. Cosa vuol dire? Che qualcuno decise di fare il ponte sullo Stretto, allora hanno fatto le opere propedeutiche. Le opere propedeutiche vuol dire spostare l'autostrada, spostare la ferrovia, perché ci deve stare il ponte. Il ponte sullo Stretto insomma non è un'opera che impatta poco rispetto al sistema della logistica e dei trasporti. Hanno speso centinaia di milioni di euro per le opere propedeutiche al ponte, e questi sono soldi buttati nel cesso, perché questi centinaia di milioni di euro non serviranno assolutamente a niente perché non si fa il ponte. E meno male che non si fa il ponte, perché il ponte del Stretto di Messina non serve a un cazzo, per spendere 8 miliardi di euro per un'opera che non serve né alla Calabria né alla Sicilia è un non senso, perché alla Sicilia serve che gli venga completata l'autostrada intorno alla Sicilia, alla Calabria serve che venga completata la Salerno-Reggio Calabria, non è che devi fare il ponte nel deserto. Facevamo il ponte nel deserto, perché da una parte e dall'altra non ci sono le autostrade che funzionano, pensate un po' che razza di paese che siamo. E allora sul turismo una delle cose che bisognerebbe fare è fare in modo, garantendo la sicurezza di quei territori, e garantire la sicurezza di quei territori vuol dire mandarla all'esercito, come quando venne fatta l'operazione Vespri Siciliani, e si controllano tutti e si risponde, altro che, perché poi c'è una parte della dirigenza politica dell'estrema sinistra che quando vede l'esercito nelle strade dice si militarizza il territorio. Certo, si militarizza il territorio, perché quando non c'è sicurezza si militarizza il territorio, perché bisogna garantire sicurezza alla gente e alle imprese, perché in quel modo uno va a investire in Calabria anziché in Sicilia, che sono territori dove col turismo potrebbero vivere e star bene. È quello che in decenni si doveva fare. In decenni invece cosa abbiamo fatto? Abbiamo assunto decine di migliaia di persone. Abbiamo assunto i famosi 16.000 forestali della Calabria e abbiamo assunto i meno famosi 24.000 forestali della Sicilia, tanto per dire, che costano qualche miliardata all'anno e sono stipendi improduttivi. Se quei soldi li investivi in infrastrutture e in turismo, oggi quelle regioni starebbero bene e soprattutto non farebbero sprecare al sistema paese, cioè soprattutto alle regioni che mantengono fiscalmente tutto il paese, miliardi di euro all'anno, riducendo l'Italia come è stata ridotta.